Allora, ci sono diversi temi da trattare, prima io vorrei riaffrontare l'applicazione poi dell'ISEE, dopo andiamo anche al discorso dell'evasione e elusione fiscale. Allora, l'ISEE è cambiata, lo strumento dell'ISEE è cambiato l'anno scorso, è un po' più complicato farlo, crea qualche problema in più sia ai CAF, ai nostri CAF, sia ai cittadini, però noi lo sosteniamo in maniera molto forte questo nuovo ISEE, perché è uno strumento che sicuramente è molto più equo, molto più giusto, fa venire fuori i patrimoni veri della popolazione. Recentemente è stato fatto un report da parte dell'INPS sull'applicazione dell'ISEE nel 2015, nuovo ISEE, e tutto a un tratto si scopre che chi non possedeva nulla nel 2014 era il 70% di chi faceva le dichiarazioni, è crollato al 14%. Mamma mia, notizia bomba. Chi non possedeva nulla. Non possedeva Nel nulla. Mezzogiorno dal 90 al 20% delle dichiarazioni che non possedevano nulla, quindi vuol dire che lo strumento funziona. Cos'è? Spieghiamo per chi perché tanti non è che tutti sanno tutto. Che cosa fa venire fuori l'ISEE? Allora, nell'ISEE si devono dichiarare tutti i patrimoni, quindi anche i conti correnti bancari, le rendite, le locazioni, case, le locazioni, tutto quanto. Quindi ci sono persone che avevano esenzioni, agevolazioni, varie situazioni di tipo, che in base all'IRPEF non risultava, giusto? Sì. Però di fatto invece... Molti non dichiaravano il conto corrente, per esempio. Questo perché alcuni facevano il giochetto che a fine anno ritiravano i soldi, poi li mettevano al primo dell'anno e risultava nel conto corrente che non c'era nessun euro, no? Quindi c'era questo giochetto nel conto corrente finale annuale, risultava che c'erano 0 euro. Adesso il nuovo ISEE invece fa calcolare la giacenza media dei conti correnti, quindi è molto più complicato dichiarare che non sia nulla nel conto corrente. Però questo dato, questo strumento che viene utilizzato non solo per le prestazioni sociali ma anche per l'università, per esempio, no? per dare agevolazione nell'università piuttosto che nei trasporti, piuttosto che nella sanità. Nella sanità, infatti è importante. Sì. Questo strumento alla fine è uno strumento utile per effettivamente dare di più a chi ha meno. Ecco. Assolutamente, leggo solo il messaggio perché carissimi, vi seguo sempre con molto interesse. Il signore del sindacato, sono tutti e due comunque del sindacato, deve aiutarci a convincere questa politica che solo una sensibile riduzione delle tasse e un uso onesto delle risorse può aiutare sia le aziende che i lavoratori. La corruzione dovrebbe essere sanzionata più severamente, tipo taglio delle mani. Qui c'è un discorso appunto della effettiva applicazione della pena, la certezza della pena, e effettivamente per molti, ma anche per i pensionati stessi, la questione delle tasse è un eterno problema. Il problema è che le tasse molto alte sono molto alte perché le pagano solo una parte dei cittadini. Le pagano la stragrande maggioranza dell'entrata fiscale. Poi non c'è solo il fisco, c'è l'IVA, ci sono l'imposta sul valore aggiunto, eccetera. E diciamo che il tema delle tasse è un tema molto, noi ci rendiamo conto anche quando discutiamo, anche qui vediamo dai messaggi che la gente che arrivano, l'idea di abbassare le tasse è un'idea che tutti noi condividiamo. Bisogna sapere però che qui noi viviamo in un paese dove gran parte dei servizi sono servizi universali. A cosa servono le tasse? A pagare le grandi prestazioni, diciamo, scuola, sanità, la gestione della macchina pubblica. E allora qui cominciamo a chiederci, è giusto che un cittadino che è in regola con tutti i versamenti, perché è un cittadino che ha un reddito da pensione, ricordiamoci che i pensionati
proprio perché parliamo di pensionati, sono tra i cittadini che pagano percentualmente di più tasse anche dei lavoratori dipendenti, perché hanno meno detrazioni. E quindi un pensionato oggi in Italia, i 15 milioni di pensionati, sono tra i più grandi contributori fiscali in questo Paese. L'azione che facciamo noi è tesa a ridistribuire le risorse, perché ci sembra ingiusto che un pensionato deve pagare i ticket, no? E uno che ha magari grandi patrimoni per effetto di meccanismi fiscali, come diceva adesso Gino, sia esente dal pagamento dei ticket o delle tasse universitarie. Cioè è una cosa che è il cane che si morde la coda, no? Se noi non usciamo da questo circolo vizioso, noi avremo sempre grandi difficoltà in Italia, perché sono svariate centinaia di miliardi all'anno che sfuggono al controllo, atteso che abbiamo anche un'economia illegale, una vera e propria economia illegale, che andrebbe colpita solo perché è illegale, ma anche perché è una fonte grande di evasione e di... Io immagino a quell'imprenditore onesto che sta dentro le regole, che si trova una concorrenza sleale di persone che hanno, che so, il costo del denaro molto basso, perché non gli costa praticamente nulla, e che lui si trova fuori mercato per effetto di questi meccanismi. Noi dobbiamo introdurre nel Paese un'idea che nei paesi normali, a democrazia come sono i nostri, le democrazie occidentali, è che un lavoratore, un cittadino sta in una società e paga il giusto, quello che deve pagare, certo in un contesto dove poi io ho interesse che l'ospedale funzioni. Bravissimo, infatti questo, lei sta dicendo quello che è contenuto del messaggio che è arrivato poco fa, che vediamo se la regia lo riesce a rimettere in onda, però in buona sostanza è proprio questo. Sono dipendente, non posso evadere, ma se fossi imprenditore dovessi pagare il 70% di tasse, infatti più o meno anche di più perché poi i servizi si pagano, pure io penso la evaderei. Una vergogna. Per cosa? Per avere dei servizi eccellenti? No, scarsi e perdono acqua da tutte le parti, ed è quello il problema, cioè servizi che non sono perché poi non vengono alimentati da una tenete presente che noi parliamo di una situazione che è anche molto diversificata, perché non dappertutto c'è abbiamo visto stessa... la sanità in Veneto, gli ultimi dati, eccelle, e in Calabria, Campania e Puglia sono gli ultimi tre posti. Anche noi abbiamo dei problemi, perché poi noi potremmo avere anche, diciamo, situazioni anche migliori, però questo è il tema. I patti anti-evasione, perché proponiamo ai sindaci con la contrattazione sociale, c'è una sezione, un'attività dei patti anti-evasione? Cosa sono? Cogliamo l'occasione a questo punto. I patti anti-evasione sono quegli accordi che realizziamo con i vari sindaci, dove ci mettiamo d'accordo per dire: tu sindaco ti impegni a fare un'azione diciamo che limiti l'evasione fiscale nel tuo comune. Adesso sintetizzo, poi Gino, che è un tecnico, sa dare anche qualche numero in più, e tu ti organizzi, io Stato ti riconosco una quota di soldi per i servizi che eroghi nel territorio. In Veneto questo scherzetto qua ha prodotto ai sindaci che l'hanno realizzato, purtroppo troppo pochi, più di 1 milione di euro, 1.200.000 e rotti mila euro l'anno scorso, adesso se non erro l'anno, che poi vengono utilizzati dai sindaci. Tenete conto che noi recentemente sono stato in un comune del Cadorino, come ho detto prima, e lì con il sindaco di quel comune là, lui ha recuperato qualche centinaio di migliaia di euro che gli sono serviti poi per erogare servizi, perché il trasporto pubblico per i ragazzi che vanno a scuola, sono tutti servizi che altrimenti poi il cittadino dovrebbe pagare. Dovrebbe pagare. Se io come comune recupero un po' di soldi, lo Stato faccio l'accordo con l'Agenzia delle Entrate e recupero qualche milione di euro, qualche centinaio di migliaia di euro, che poi reinvesto nel mio comune, li posso utilizzare
nel bilancio del mio comune, sono servizi in più ai cittadini. Ovviamente il tutto condito dalla burocrazia che abbiamo in questo paese, dalle difficoltà che ci sono, perché tra l'altro i sindaci in molti comuni, non delle grandi città ma delle piccoli paesi eccetera, sanno benissimo qual è il livello di reddito e quando si trovano di fronte a palesi situazioni di contrasto dove tu mi chiedi una prestazione sociale e magari sei proprietario di una barca, è chiaro che mi pongo il problema. Bisogna avere pelo sullo stomaco, però ce n'è di gente che ha pelo sullo stomaco. Noi abbiamo dei dati che ci dicono che diverse amministrazioni, per esempio in provincia di Vicenza, che sarà un caso ma è la provincia di Gino di Ferraresso, che è il nostro responsabile della contrattazione sociale, è tra le province dove il più alto numero 36. Di comuni, 36, ha fatto, certo che su 121, però già è un numero significativo. A Venezia 11 su 44, cioè sono realtà dove se i sindaci si mettono d'impegno perché rappresentano tutti i cittadini, riusciamo anche a portare qualcosa di concreto alle persone oneste. Attenzione che è trasversale, perché Treviso ad esempio, che è adesso di amministrazione di PD, non ha aderito all'iniziativa, per cui non stiamo facendo una questione politica, proprio di sindaci in sé per sé. Io dovrei lavorare per mantenere la mia famiglia, 4 figli e mia moglie, invece devo mantenere uno Stato che ruba, sperpera ed aiuta le multinazionali, ma devono capire che noi italiani con i nostri patrimoni siamo più di qualsiasi multinazionale. E qui ed è il fattore che ci tiene ancora in piedi, però bisogna dirlo indubbiamente, perché l'Europa ancora ci, tra virgolette, rispetta, perché i privati hanno ancora qualche cosa, titolo a parlare, perché altrimenti ci tratterebbero un po' come la Grecia, questo è un dato di fatto. Gino Ferraresso, no, devo andare in pubblicità, andiamo in pubblicità e poi vediamo un po' questo discorso dei comuni che aderiscono oppure no, molto particolare però anche estremamente interessante, e visto che poi lei si è occupato direttamente di questo, quali motivazioni adducono i comuni per aderire o non aderire a questo tipo di iniziativa, che senza dubbio c'è anche una questione di carattere senza dubbio politico, di consensi o meno. Pubblicità, pochi secondi.